Sul campo di Via Vermigli per l'ottava giornata di ritorno nel campionato di Serie B, il Calcio Padova femminile ospita la capolista Jesina con l'obiettivo di dar seguito all'ottimo momento di forma. Padova che indossa ancora la casacca verde fluorescente disegnata apposta dall'Avis biancoscudata. Jesina che parte meglio, al terzo minuto si rende pericolosa, c'è questa mischia dopo un calcio d'angolo, il pallone però termina fuori. Ma un Padova che gioca a testa alta contro la capolista e a metà del primo tempo va vicino al gol, c'è questo scambio tra Ferrato e Catuzzo, il tiro del numero 9 sfiora il palo. Si arriva nel secondo tempo, calcio di punizione di Saggion che però non inquadra la porta. Poi c'è questo rinvio di Enna Orlando disturbato dal vento, si trasforma quindi in un assist per la Jesina che riesce ad andare in vantaggio con Becci. È il settimo minuto del secondo tempo, molta sfortuna qui nel Padova, il vento aiuta la capolista che quindi si porta 1-0 in vantaggio sul campo di Via Vermigli, ma da quel momento in poi è solo Padova che cerca più volte il pareggio. Qui ancora un calcio di punizione, il tiro di Catuzzo termina alto, ancora biancoscudate, Laura Peruzzo entra in area di rigore, un sandwich, la chiudono in due ma per l'arbitro non è calcio di rigore. Si prosegue ancora il Padova a mettere in difficoltà la Jesina, colpo di testa di Claudia Ferrato, poi ancora Laura Peruzzo, il suo pallonetto viene sventato all'ultimo dal portiere. Calcio di punizione per il Padova, mancano meno di 10 minuti, la tocca Claudia Ferrato, doppio palo. Qui non si vede molto bene, ma poi da un fotogramma successivo da dietro la porta vedete il pallone era entrato in rete, l'arbitro non l'ha visto, era molto difficile però ci stava. Il pareggio per il Padova che nonostante il gol non convalidato continua ad attaccare, colpo di testa di Valentina dal Pozzolo finisce fuori. Poi negli ultimi minuti la Jesina ha anche l'opportunità di raddoppiare ma non ce la fa, finisce quindi 1-0 per la Jesina, un Padova molto sfortunato che avrebbe meritato almeno il pareggio contro la capolista, tenterà di rifarsi però la settimana prossima quando scenderà in campo in casa dell'Azzurra San Bartolomeo.